Je suis dans ces marches, nous appelons le diagnostic en marchant. C'est une expression française, diagnostic en marchant. C'est ça. Alors, le travail, il est, je suis moi l'étranger, comme ici. Même dans mon pays, je suis quelque part un étranger. Et je demande au groupe de me montrer. C'est le prétexte. Alors, naturalmente posso parlare di certe esperienze non direttamente collegate con ecomusei, ma tornando a questo concetto di passeggiare nel territorio, conoscerlo appunto camminando, incontrando dei gruppi, e in quanto estraneo, perché posso essere anche nella mia nazione, ma arrivo come uno straniero, come una persona totalmente estranea alla realtà locale, e uso come pretesto di farmi vedere le cose, di farmi scoprire le cose. Oui, donc je suis le prétexte. Et on commence à marcher, je pose des questions sur ce que je vois. C'est la première demi-heure, les 30 minutes du début de la promenade. E quindi l'inizio del processo inizia con delle domande che vengono fatte mentre ci si sposta all'interno del territorio. Après, tout le groupe qui marche sont des habitants, des citoyens, oublie que je suis là. Et ils commencent à parler entre eux. E quindi dopo il gruppo che si sposta con me è importante che cominci che le persone che compongono il gruppo comincino a colloquiare fra di loro. Et pendant la demi-journée ou la journée de marche, de promenade, de passeggiata, ils parlent entre eux. Moi, je suis dans le groupe, oublié. Vengo dimenticato e quindi continuano a parlare fra di loro. J'écoute ce que les gens disent, mais c'est tout. Le soir, à la fin, dans les expériences que j'ai faites, on découvre que des groupes se sont formés dans le grand groupe, 50 personnes, etc. Et des groupes de 2, 3, 4 se sont formés chaque fois sur un problème, une idée, un projet. E alla fine della giornata, la sera, si scopre che effettivamente durante il giorno il gruppo che è iniziato come gruppo numeroso si è suddiviso in gruppetti di 2, 3, 4 persone che si sono cristallizzate attorno a un determinato argomento. Et rien n'était préparé, c'est-à-dire que c'est totalement spontané. Alors, ce que je voulais dire, on pourrait parler longtemps de ça, mais j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu dire là, c'était très intéressant, il y a eu beaucoup d'idées, d'expériences différentes. Je crois qu'il y a 3 phases, 3 étapes. L'avant, le pendant et l'après. Alors, avant, pardon. E niente di tutto ciò era preparato di queste discussioni appunto finali. Tutti gli interventi sono stati molto interessanti e sono emersi vari aspetti. Secondo me è da considerare questo processo nelle sue varie fasi del
prima, durante e dopo. Et ça, c'est les 3 étapes du processus dont vous parliez. Tornando all'intervento, appunto. Avant, c'est ce que moi j'appellerais l'inventaire, c'est-à-dire la reconnaissance d'éléments de patrimoine. Quindi la fase che precede, la prima, è quella dell'inventario e quella del riconoscimento del patrimonio. Ça, c'est à la fois une prise de conscience et ce que les Brésiliens appellent l'éducation patrimoniale. On s'éduque, on s'apprend à imaginer que c'est du patrimoine, qui n'est pas naturel. È la fase che i brasiliani definiscono l'educazione patrimoniale, si prende coscienza e si inizia a capire che c'è un patrimonio da imparare, da conoscere e scoprire. C'est nous, intellectuels, qui parlons de patrimoine. Les gens, c'est leur vie, c'est leur environnement, c'est le cadre. La gente infatti non è conscia del proprio patrimonio, sono gli studiosi che parlano di patrimonio, per loro è la vita quotidiana. Et cet inventaire, dans mon esprit, il n'est pas formalisé. Il reste dans la tête, dans le groupe, dans la communauté. Les gens font leur inventaire entre eux. Je n'ai jamais constaté de conflit à ce stade. L'inventario non è formalizzato, è costituito da ciò che la gente ha in mente e in questa fase non è capitato di incontrare situazioni conflittuali. Pendant la deuxième étape, le pendant dans le processus, je dirais que c'est le moment de formalisation. Alors, si c'est une map, ça va se terminer par la carte, la fiche, la carte. Mais alors ça peut être aussi une exposition de photos, de documents, etc., d'objets. Pour moi, la mappa, c'est la forme papier d'une exposition. La seconda fase è quella durante il processo, è la fase di formalizzazione dell'inventario che può avere varie forme, ma che molto spesso si conclude con la creazione della mappa, ma possono essere anche immagini e altri strumenti utilizzati. Ça peut être un fichier, ça peut être un centre de ressources, un lieu où la ressource patrimoniale est stockée en photos, en plans, cartes, vidéos, etc. Ou ça peut être un site, un portail, comme ce que disait Luigi. E può essere uno schedario, può essere un centro di risorse, un luogo dove sono raccolte fotografie, mappe, può essere anche il portale internet di cui si è parlato nel caso dei musei senesi. Et ça, c'est, disons, après la phase d'inventaire, moi j'appellerais plutôt ça la phase de catalogage, puisqu'on emploie les deux mots. Mais pour moi, l'inventaire n'est pas formel, le catalogage devient formel. Nella mia mente l'inventario non è formalizzato, mentre qui siamo più nella fase di catalogazione vera e propria. Mais il y a la phase après, et ça, la phase après, ça dépend de l'objectif. Ça peut être un programme de conservation, protection, tutela, conservation, etc. C'est après l'inventaire et le catalogage. Mais ça peut être ce que moi j'appelle, d'une façon un peu technique, mais un peu particulière, mais la gestion, le management du patrimoine, qui alors là est un ensemble d'actions. Et là, il peut y avoir des conflits.
Poi c'è la fase finale che può essere la fase di conservazione, tutela, salvaguardia, come spesso avviene, oppure che può essere una fase invece di gestione di questo patrimonio, ed è a questo punto qua che nascono i conflitti. Mais je pense que cette phase de gestion combine deux tutelles, deux tutelles. La tutelle officielle, politico-administrative, et la tutelle de la communauté propriétaire. La communauté propriétaire de son patrimoine, de son paysage, de son environnement. A questo punto bisogna considerare l'aspetto tutela del patrimonio così come concepito dal punto di vista politico-amministrativo, ma anche l'aspetto tutela della comunità che è proprietaria di questo patrimonio. Et ça, en termes économiques, en termes de vocabulaire économique, on est devant une situation très particulière parce que en matière économique, on a de production. On parle de shareholders, stakeholders, les propriétaires du capital et les parties prenantes, les utilisateurs du capital. Or, la population, elle est à la fois shareholder, elle possède physiquement et moralement le capital, et elle est stakeholder, parce qu'elle utilise, elle vit dans le capital. Donc elle a la double légitimité. Il en est obligé de la prendre en compte. Bon, je ne veux pas dire. E dal punto di vista economico, se si considera questo patrimonio, se lo si mette in termini economici puri e semplici, se si considera una società, nella società ci sono i proprietari, quelli che hanno messo il capitale, ma poi ci sono anche quelli che hanno degli interessi in una società. E in questo caso, gli azionisti ad esempio, in questo caso la comunità è quella che è sia proprietaria che azionaria e che quindi è doppiamente legittimata ad avere dei diritti su questo patrimonio. E questo non risponde esattamente. Tu hai risposto benissimo, ma se continuo a pensare che o sono sfortunata io oppure mi faccio un corso per la gestione del conflitto, ma questo è possibile. È possibile. No, vedi, no, scusate, no, ha detto una cosa anche molto interessante che non, cioè, a me non è mai successa, ma cioè che alla fine della giornata e della passeggiata lui aveva un gruppetto in cui 3 sostenevano una questione, 3 un'altra, mai succede, tutte le questioni, cioè ognuno si impiccia di tutto, non è che non lo so, vorrei che anche altri, ma già nell'inventario, cioè già nella passeggiata, perché cominciano a dire qui c'era questo, però vedi è venuto il parco l'ha levato, allora noi abbiamo fatto quegli altri che no, noi l'avevamo, cioè, già camminando capisci il grado di conflitto della comunità. E mi succede soltanto nella passeggiata, figurati dopo quando arrivi alla fine della cosa. Allora questo è interessante. Dunque c'è qualche altra domanda? Perché io volevo anche ecco, vado da Andrea. Sì, io sono Andrea Petrella dell'Università di Trento. E mi chiedevo se, riagganciandomi a quanto diceva Luigi sull'unico contesto su 4 che è riuscito a portare avanti, se non sbaglio accennavi al fatto che era un contesto che aveva una qualche situazione particolare di svantaggio. Ecco, la domanda che volevo porvi era quanto conta questa variabile, la metto un po' in termini sociologici per deformazione professionale, quanto può contare questa variabile di partenza che è la perifericità, poi presunta o reale, o comunque la distanza che quella comunità percepisce e vive nei confronti del centro, quindi mettendolo in dinamica centro-periferia,
quanto quindi uno svantaggio iniziale dal punto di vista economico, turistico, quindi l'essere ai margini dei flussi globali, dei flussi turistici, economici, eccetera, può essere un input in più, un qualcosa di scatenante per poi rendere il processo partecipativo, che sia di mappa o che sia di inventario partecipato o di camminata, insomma, in qualsiasi modo lo si voglia mettere, produca poi una trasformazione sociale, produca dei risultati effettivi. E invece quanto può essere, invece, cosa può succedere invece in un contesto tutto sommato non così marginalizzato, non così periferico, che quindi non vive una situazione di conflittualità, questa volta non conflittualità interna alla propria comunità, ma conflittualità con il resto del contesto, quindi quando invece un comune, una frazione non si sente, diciamo, escluso da queste dinamiche di flussi. Ecco, mi domandavo se in questo contesto magari il processo partecipativo può essere anche visto può avere magari un po' meno forza, un po' meno valenza, partendo anche dall'assunto che, come dicevamo con Emanuela anni fa, un percorso di questo tipo può essere letto anche come riscatto per la società, proprio perché è forse uno dei pochi momenti in cui si può dare voce e si può mettere in evidenza delle opinioni, delle istanze altrimenti marginalizzate ed escluse. Ecco, quindi volevo così capire se nell'ambito delle vostre esperienze questo tipo di differenza tra vari contesti può avere un peso poi nell'esito finale. Grazie. Ti dico velocissimamente. Il contesto nel quale abbiamo avuto dei risultati positivi era effettivamente un contesto molto periferico di una comunità già periferica in sé, comune di Radda in Chianti, una frazione nel bosco su una montagna al confine della provincia di Siena con Firenze ed Arezzo, quindi proprio il posto più lontano e più lontano dal centro, con meno legami anche con il municipio di riferimento, che era un legame evidentemente più politico-amministrativo che culturale. Ecco, lì la risposta è stata fortissima, anzi la comunità ha iniziato a incalzare noi, cioè a un certo punto era l'istituzione che ha organizzato il progetto che non era più in grado di dare risposte con la tempestività che la comunità richiedeva da noi, ed è stato effettivamente quasi spiazzante. Negli altri casi devo dire che questo progetto ha funzionato anche perché non ha avuto un'ingerenza forte da parte dell'amministrazione locale, quindi chi ha lavorato al progetto è stato messo nelle condizioni di farlo con estrema libertà. Negli altri casi invece un progetto è fallito per inadeguatezza, quindi inadeguatezza del facilitatore, inadeguatezza dell'amministrazione che non ha sostanzialmente capito che cosa poteva e che cosa avrebbe potuto e voluto raggiungere, quindi scarsa condivisione degli obiettivi ma anche dei presupposti. Negli altri due casi perché quello che si mappava era il centro storico di altre due comunità che non sentivano l'esigenza di farsi mappare, avevano probabilmente sufficiente consapevolezza di sé, di quello che li circondava, calato in un contesto ad altissima densità turistica e ad altissima densità identitaria come il Chianti, e quindi probabilmente non si sono sentiti nelle condizioni di ritenerlo uno strumento utile in quel momento per loro. E questo è quello che ci è accaduto. Io credo, la domanda provocatoria che volevo farti non è una domanda, ma credo che dobbiamo dare una connotazione negativa al conflitto. Il conflitto in realtà può essere molto positivo, no? Nel senso, e il conflitto può portare a volte, come nel nostro caso, quello che diceva Hugh prima, è interessante per me perché in realtà noi abbiamo, come si diceva prima, abbiamo compreso molto di più dal conflitto e dal fallimento, in un certo senso rispetto al primo obiettivo, non detto sia un fallimento generale, come avremmo potuto modificare la nostra rotta e dove avremmo potuto con le nostre caratteristiche concentrarci. Credo che l'errore di presunzione ad fontem che abbiamo fatto sia stato quello di immaginarci altro rispetto a quello che eravamo, ed era molto più onesto essere la Fondazione Musei Senesi e non un'altra roba. Quindi questo credo che possa essere anche utile. Non c'è dubbio. Allora,
Intanto sì, certo che il conflitto è sicuramente il primo passo, diciamo, per la trasformazione. Il problema è la gestione di questo nel momento in cui tu sei ancora uno che, appunto, straniero, come giustamente e dichiaratamente ciascuno di noi va a fare un lavoro e si trova però già completamente, fin dalla descrizione dei luoghi, immerso nel conflitto locale. Questo è tutto un altro tipo di problema. Però vorrei tornare invece ai discorsi che abbiamo fatto lungo la mattinata, perché poi dopo non so a che ora dobbiamo andare via, ma intanto io metto avanti le mani. Allora, per mettere avanti le mani vorrei dire alcune cose, se mi permettete, proprio al volo sugli interventi, questi ultimi, se non ce ne sono altri sempre. Avrebbe una domanda. Ma lei si faccia coraggio, perché noi le diamo il microfono. Io mi chiamo Ivana De Toni e sono responsabile da alcuni anni di una rete museale che comprende 15 comuni e una trentina di musei, in realtà piccole, che immagino siano facili da immaginare. E nel Vicentino, Alto Vicentino, Musei Alto Vicentino è il suo nome. E proprio sul nome che ci siamo dati e che vogliamo anche in qualche modo difendere nasce la mia domanda. Perché, allora, Alto Vicentino, sì, è una regione a nord di Vicenza, una regione, è un territorio pedemontano, quindi anche con una difficoltà di raggiungere un luogo dall'altro, sono circa 2 ore di macchina da una città all'altra, insomma. E noi ci siamo dati questo nome, io da quando ci ho sempre pensato, ho vissuto lì. Il mio? Della rete? Musei Alto Vicentino. Musei. Sì, si chiama così, Musei Alto Vicentino. Allora, è una rete museale territoriale denominata Musei Alto Vicentino. Allora, io ho sempre pensato, io sono nata lì e ho sempre pensato alla risorsa di questi musei come una risorsa culturale importante nell'ottica proprio dello sviluppo di cui stiamo parlando qui, di ecomuseo, anche se alcuni si configurano in questo modo, altri no. La Regione Veneto, tra l'altro, ha una legge molto recente sull'ecomuseo e quindi nessuno si è avvalso di questa possibilità finora. Però c'è il discorso del territorio, dicevo, cioè noi ci chiamiamo Alto Vicentino e volevo sentire. È un territorio vasto, ripeto, ci sono 2 ore circa da raggiungere da una zona, un estremo all'altro. Se ha senso parlare di ecomuseo in un territorio così ampio, cioè se ha senso di parlare di un territorio omogeneo, così ampio, e in quanto l'attribuzione, cioè essendo anche poi costituito a vallate, diciamo ogni area ha una propria connotazione specifica. Fatto è che lo sviluppo economico e culturale di quest'area ha delle radici comuni e con i musei cerchiamo anche di metterli in evidenza, di valorizzarlo, però mi piaceva sentire dall'esperienza appunto dei professori presenti oggi se c'era qualche strumento in più per accentuare questa omogeneità del territorio, se si poteva appunto operare in qualche direzione specifica proprio per sottolineare l'omogeneità del territorio e quindi andarci meglio a identificare come un territorio omogeneo e avere la nostra ragion d'essere territoriale. Grazie.